Porto Marghera non deve essere la pattumiera del Veneto, è uno degli slogan coi quali il Comitato No Inceneritori rinserra le fila in vista della manifestazione di sabato pomeriggio a Mestre. Nel mirino ci sono i progetti di Veritas, 3 forni per smaltire oltre 150.000 tonnellate di rifiuti e fanghi all'anno, e di Eni Rewind, 2 forni per bruciare 190.000 tonnellate all'anno di fanghi inquinanti dei depuratori del Veneto. 1° giugno abbiamo indetto una grande manifestazione popolare qui in città a Mestre, quindi l'appuntamento è alle 15:30 in stazione dei treni, e la manifestazione è contro gli inceneritori di Eni e di Veritas che vogliono costruire a Porto Marghera, che sono 2 impianti molto pericolosi, ma anche per la richiesta della messa al bando dei PFAS. L'area di Venezia continua a pagare un conto drammatico in termini di vite umane e di degrado ambientale, sostengono al Comitato, ricordando un recente studio dell'Istituto Superiore di Sanità, secondo il quale la popolazione intorno a Porto Marghera si ammala e muore di più per cause legate all'inquinamento ambientale, più 18% per le donne, più 22% per gli uomini rispetto alla media regionale. All'opera di sensibilizzazione e denuncia del Comitato si sta affiancando un fronte che cresce parallelo. Il Patriarcato di Venezia si è espresso contro, l'Istituto Superiore di Sanità ha bocciato la valutazione di impatto sanitario di Eni, abbiamo pubblicato gli articoli che parlano della sottoscrizione di 70 medici a una lettera indirizzata a Zaia per far valere il principio di precauzione. Per annunciare la manifestazione, che sabato partirà alle 15:30 dalla stazione di Mestre, i no inceneritori hanno scelto il municipio di Via Palazzo. Le posizioni con il comune sono lontanissime. A Mestre ho fatto una manifesto contro gli inceneritori, tutta la parete intera, cioè questo si può fare da mattina a sera, questa sarebbe l'arte e la pittura. La realtà è che il termovalorizzatore di Marghera è il più avanzato d'Italia e fuori non esce niente, ed è la soluzione più ecologica che esiste. Noi diciamo al sindaco che dovrebbe magari documentarsi meglio, perché appunto queste questioni non le diciamo più solo noi, le dice appunto l'Istituto Superiore di Sanità, le dice il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'ISPRA, e comunque tutte le ricerche che sono state fatte intorno agli inceneritori dimostrano che l'inquinamento c'è, perché per quanto ci siano nuovi sistemi di filtraggio, ma dai camini di inquinanti ne escono tanti, basta leggersi, come dire, i dati che danno le aziende stesse.